Salve a tutti. Questa è la prima parte di questa guida di Super Mario Bros. Parlo a bassa voce perché è tardi, non so perché, ma faccio sempre video tardi e non so neanche se mi sentirete. Cominciamo subito. Qui adesso Bowser arriva a Peach. Guardate, ecco. Ora Mario diventa piccolo e si comincia. Aspettate che devo prima capire un attimo i tasti. Allora, avanti. Ok. Ok. Li ho già capiti. Qui mettete che c'è un trucchetto. No, ho sbagliato. Scusate, ma in questo non sono abile come quello per il vero Nintendo. Ma qui ancora devo... Ah, non capisco come si scrive. Vabbè, scusate. Non riesco a capire i comandi. Aspettate. Ah, ok. Ho capito. Via. Ora si fa sul serio. Guardate sto trucchetto. Guardate. Se lo prendi qui. Dovrebbe farcela. Sì, ce la fa. E via. Allora. Ok. Siamo subito al secondo livello. Adesso via. Allora vediamo. Beh, champagne. Poi le monete le prendono dopo. Una guida apposta. Non riesco a giocare. I comandi sono un po' non... Aspettate. Allora. Via. Fate. Ok. Cioè dovrei farlo. No. Aspettate. Sì. Non ci riesco. Non riesco a fare di sponda. Vabbè, champagne, dai. Ok.
Oddio. Sono nabbo. In quello per il Windows Pro sono nabbo. Sono proprio nabbo. Beh, mi sembra sia così. Aspettate. No, no. C'era un modo, forse è così. Sì, più semplice. Oh. E via. Ok. Ok, adesso prendiamo la colla. No, tanto non c'è problema. No, ce l'abbiamo fatta. E c'era il passaggio segreto, no. Vabbè, aspetta, mi sembra. Ora vi faccio vedere una cosa. Aspettate. Ecco, questo è il passaggio segreto. Dove si prende la terza monetastella. Perché non me lo fa? Oh, ce l'ha fatta, è la prima volta che mi dice. E via. Ah, adesso vi faccio vedere un altro trucchetto. Aspettiamo che le ultime due cifre siano uguali, a parte ciò non vale per lo 0. Ce l'abbiamo fatto. Ora vedete, qui sono i fuochi d'artificio. E oltre al passaggino e sblocca. Innanzitutto andiamo qui e ci prendiamo degli altri. Più o meno ho capito, solo che non sono ben agile. Se mi guardate in quello di Nintendo sono invincibile. In quello vero, il vero Nintendo. Ok. Oh, ok. Di solito il Bowser è qui sopra di me. Quindi no. 3, 4, 1, 2, 3, 4. E via. Vabbè, dai, 4 ce li siamo fatti. Ora andiamo ad affrontare il Bowser. Here we go. Aspettate, qui prendiamo le monete. Non voglio far arrivare troppo bene. Per questo vedrò di sbrigarmi a fare sto posto. Se non imparo a giocare per bene, mi sa che il boss finale del mondo 8 lo cicco. Vendetta. Sembra un appo ma non lo sono. Quello è per il vero Nintendo, lo ripeto. Questo non so perché aspettate. Sono più scomodi i tasti. Ma ci farò vedere. Allora.
Ok. Oh, ce l'ha fatta con una sponda. Figurati, mi ho fatto nei 30 anni. Attenzione. Oh. Via. Sarà un giocatto batterlo. Grazie, Fiore. Benissimo. Bene. Grazie per aver riportato questa prima parte. Ciao e alla prossima.